Mancano 2 giorni al Natale, per antonomasia periodo di maggiore propensione alla solidarietà e all'attenzione sociale. Quest'anno Agrigento è stato centro di una grande partecipazione nel campo della filantropia. Si passa da neonate associazioni come i Volontari di Strada, che organizza raccolta e distribuzione di cibo, ad altre già preesistenti e che operano sul territorio già da diversi anni. Una tratante a Quarinto che ha fatto dell'integrazione degli extracomunitari l'ultima missione da concretizzare. Non mancano sicuramente le associazioni religiose come la Caritas, che ha predisposto una raccolta di vestiario in via Orfane 10 dietro al comune e in via Duomo 110. La Mensa della Solidarietà cercherà inoltre, come ogni anno, di rendere un'atmosfera familiare a coloro i quali trascorreranno lì il Natale. Ascoltiamo in proposito Sor Maria Grazia. Noi abbiamo sempre avuto da rapportarci con persone che bussano alla nostra porta e condividono con noi quello che sono, e noi condividiamo con loro quello che abbiamo e quello che siamo principalmente. Noi cerchiamo in tutti i modi, specialmente in questo Natale, di far sentire la tenerezza di Dio, la solidarietà di Dio. Un altro plauso va fatto a quelle associazioni che spesso senza alcun sostegno si occupano del fenomeno del randagismo e danno assistenza e cura ad animali molto spesso destinati a morte certa. E più in generale a tutta quella gente che quasi per espiare i tormenti quotidiani dà una mano, nonostante tutto. A Natale tutti a casa. Per queste vacanze gli agrigentini non organizzano viaggi e non pensano a mete da settimana bianca. Che la crisi economica possa influire sulle scelte turistiche è sotto gli occhi di tutti, ma i motivi della non vacanza vanno ricercati altrove, come quelli di salute o motivi familiari. Una conferma di questo andazzo ci viene data dalle agenzie di viaggio, che per quest'anno hanno registrato una percentuale quasi nulla di partenze nel periodo natalizio. Quest'anno è proprio andata in maniera male, cioè nel senso che neanche ci sono state tante richieste di prezzi, sai com'è, di sondaggio di quanto poteva costare una vacanza anche negli agriturismo di zone siciliane stesse. Mai come quest'anno. Le vicissitudini economiche di questo paese purtroppo stanno facendo piangere molte cose agli agrigentini e agli italiani in genere. Qual è stato il periodo in cui si è cominciato a registrare questo calo evidente? Ma già da quest'estate abbiamo visto i sintomi. C'è stato un calo in maniera di un 30% rispetto agli altri anni. Negli altri anni passati, per le feste natalizie di Capodanno, bene o male, si facevano quelle 7, 8, 10 pratiche di partenze per fuori, ma quest'anno c'è stata qualche richiesta, ma si è fermata là poi la cosa. Al contrario, una miglior sorte è toccata ai bed and breakfast, grazie però al turismo proveniente dall'estero, che per queste vacanze ha registrato dati in aumento rispetto al movimento nazionale. Per fortuna si avvicina il Natale, anche perché il calo che abbiamo subito lo scorso mese, anche la prima parte di dicembre, si è notato abbastanza, per cui adesso da oggi cominciamo a lavorare un pochino fino ai primi giorni del nuovo anno e aspettiamo con ansia questo periodo. Ci sono un po' di prenotazioni. I turisti principalmente da quale parte dell'Italia o del mondo arrivano? Noi questo mese lavoreremo molto con gli stranieri, soprattutto dalla parte dell'Inghilterra, qualche americano, molti francesi. I francesi non trascurano mai, per fortuna, la nostra isola, noi di questo siamo contentissimi. Pochi italiani, devo dire. Rispetto all'anno scorso abbiamo un calo di presenze turistiche, nel periodo di Natale non c'è il pieno assolutamente, il pieno io nel mio B&B ce l'ho a Capodanno, ma al di là di questo la tendenza del last minute, delle non prenotazioni, del cercare il risparmio a tutti i costi è un dato di fatto che si è creato negli ultimi mesi in tutta la stagione. Le prenotazioni che avete registrato sono di stranieri, di italiani, di chi maggiormente? Stranieri, pochi italiani ragazzi, pochissimi, e se vengono all'ultimo minuto, creando anche il problema del prezzo, a qualsiasi costo io voglio pagare poco e chiaramente il servizio è tutto in proporzione.